Ciao, tifosi del Napoli! Se siete desiderosi come noi di scoprire le ultime novità del mercato dei trasferimenti, non dimenticate di darci un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere al centro dell'attenzione nel mercato dei trasferimenti. Con la sua clausola di uscita da 130 milioni di euro ancora intatta, diverse squadre sono in corsa per assicurarsi l'attaccante nigeriano. PSG, Chelsea e ora anche l'Arsenal sono in corsa, ma non sono ancora riuscite ad avvicinarsi alla cifra stipulata dal Napoli. In attesa di conoscere il destino di Osimhen, emergono nuove informazioni sui possibili sostituti. Non si tratta solo di Romelu Lukaku, già nel mirino del Napoli è desideroso di tornare a lavorare con Antonio Conte. Nel mirino dei partenopei c'è anche il francese Jean-Philippe Mateta, attualmente al Crystal Palace. Mateta è considerato un'alternativa interessante nel caso in cui si concretizzi la cessione di Osimhen. L'attaccante francese ha mostrato un buon potenziale e potrebbe essere un'ottima aggiunta alla rosa dei Blues. Il suo nome si è fatto strada negli ultimi giorni ed è considerato una valida opzione per rinforzare l'attacco del Napoli. Cosa ne pensate del possibile arrivo di Jean-Philippe Mateta? Pensate che possa essere un buon sostituto di Osimhen o preferireste che Lukaku tornasse al Napoli? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Forza Napoli e alla prossima!